Vabbè. Allora, sponsorizzato dal fluido.net, come ben sapete, e andiamo a cominciare. Giustamente è così. Allora, non benissimo, però con le attenuanti, e adesso ne parliamo insieme. Mi dite voi se siete preoccupati, se non ve ne frega proprio, se siete ancora più fiduciosi o se tutto è perduto. Questa è la bellezza delle live. Anche io, come il Napoli ha perso un po' il ritmo con le partite, io ho perso un po' il ritmo con le live, non le so fare più. Ma andiamo a salutarvi un po' tutti, perché ne approfittiamo oggi anche per farci gli auguri di Natale. Ci saranno dei video prima del Santo Natale, senza dubbio, però almeno live ci salutiamo nel giorno in cui gli auguri si fanno anche alla nostra città, perché è il compleanno, non lo sapevo, Napoli è Sagittario, quindi è importante. Un abbraccio a Rossana che lascia il like a prescindere, Brian S che parla di una bella scoppola, spero utile nel caso qualcuno di questi ragazzotti abbia pensato di essere una squadra imbattibile, devono ritrovare in fretta la forma e concentrazione, se no sono cari amazzi. Salvatore, lo so che a Valerio questa frase non piace, ma la scrivo anche per scaramazzi. Bravo Salvatore, meglio perdere stasera che contro l'Inter, anche se ho visto il Napoli brutto. Bravo, perché sei attento e mi fa piacere. E nel video, chi è iscritto al canale Telegram ha ricevuto la notifica del video sull'Ill che io testé ho postato, dove dico anche questo, che la sconfitta non fa piacere né a noi tifosi né sicuramente ai ragazzi, e che va analizzata dopo la partita dell'Inter, non tanto in base al risultato che ci sarà contro l'Inter, perché comunque l'Inter è una squadra tosta e non dobbiamo dare per scontato che sia facile. Però voglio vedere la reazione anche nell'atteggiamento e oltre che nelle gambe. E andiamo a continuare a leggere. Sono in parte d'accordo, devono capire che se giocano come sanno vincono, ma se giocano scazzati si perde, e pure male. Falanga è perplesso, non sa proprio cosa pensare. Kvara non riesce più a fare un passaggio, ma che succede? Gianluca, sì, Kvara sta un po'... Il finale però della partita con Villarreal mi è piaciuto. Dobbiamo analizzarlo minuto per minuto sto ragazzo, anche perché voglio ricordarlo, è il più giovane della cucciolata, va ricordato, perché poi non aspettiamoci che lui debba essere poi il trascinatore. Lo può essere sicuramente tecnicamente, però anche lui deve ritrovare la forma, anche perché lui si è fermato proprio per infortunio, quindi sempre calma. E Alessandro ci ricorda gambe pesanti, che l'abbiamo notato senza dubbio. Ciao Aniello, questa scoppola serve per resettare e ripartire più forti. Ci vuole assolutamente un altro difensore. Qua si parla di mercato, e possiamo anche parlare del mercato, perché sappiamo che il Napoli sta intervenendo sul terzino, però sui 4 centrali noi abbiamo sempre detto che stiamo a posto, quindi lì sarà difficile intervenire. Pesanti sulle gambe e non lucidi, acido lattico, e poi siamo senza 5, è vero, quelli che devono venire dal mondiale. Il Lille li ha messi in campo almeno un tempo, secondo me almeno Oliveira, Ciucchi, chissà 20 minuti, ma non, attenzione Edoardo, perché sì, ci può stare l'idea di farli comunque sgambare, però noi li abbiamo azzoppati un paio di loro, quindi rischiare un infortunio per non prendere l'imbarcata e per non fare la brutta figura nemmeno va bene. Al massimo si può pensare, ma forse era meglio, ecco, mi viene in mente così, forse era meglio fare le amichevoli al contrario, un po' a scemare come intensità, perché magari si porti una vittoria nel finalissimo invece che una brutta sconfitta, e magari sei più tranquillo psicologicamente.
ha appesantito i carichi fino al 4, farà velocità e lavoro con la palla. Hanno messo la benzina e sicuramente questo sta accadendo. Arsène Lupin ci ricorda che è un amichevole, lo dice a chiare lettere, a lettere maiuscole. Ammetto di essere un po' preoccupato, solo e sempre forza Napoli. E Mario comincia con gli auguri, li prendo, ragazzi, me li prendo gli auguri, facciamoceli senza dubbio. Auguri a Valerio, Guido e tutti gli amici bellini, e anche queste sconfitte serviranno al Napoli per riprendere con umiltà e determinazione la seconda parte del campionato. Forza azzurri, forza Napoli da Hans Gamer, il bot sta Lorenzo per esempio ha paura, ma è giustificabile. Che brutta figura, dice Pino Pino, speriamo di non iniziare il campionato così. Buonasera Giorgio, buonasera Valentina. No, va bene tutto, ma ora io mi arrabbio sul serio. Abbiamo perso l'amichevole, ok, non doveva andare così, ma la gente che scrive Spalletti alte a 16, no, vabbè, non è possibile. Carlo, dove li hai visti? Certamente non qui, ma forse ti riferisci a qualche altro social, quelli che proprio non vedevano l'ora di dover scrivere qualcosa del genere. Lì diventiamo veramente ridicoli. Buonasera Francesco, paura fottuta anche di Pino. Buonasera, sono Angela, purtroppo il mio giorno Rosanna e Elia. Ah, vabbè, mi dispiace, Angioletta. E quindi stasera sul tablet di mamma. Va benissimo, ti seguo e cerco di ricordarmi che Rosanna è Angela. E va benissimo. Buonasera Nicola. Una sconfitta non fa mai piacere, ma niente drammi. Un maestro estremamente nervoso, è vero, Mario lui molto molto nervoso. Bene Elmas, sono d'accordo, Di Lorenzo e Don Belé. Don Belé qualche cosa di interessante me l'ha fatta vedere oggi, devo dire la verità. Ti giuro che la live dopo tutto questo tempo sembra strana. Vedi Francesco, la riflessione che facevo anche io. Anche come il Napoli deve trovare il ritmo partita, noi dobbiamo ritrovare il ritmo live, non è facile. Adesso recupero Giorgio Mele che non mi ha fatto mancare il suo supporto. Un abbraccio Carlo. Per me devono ancora mettere minuti sulle gambe e anche quelle maglie. Ah no, diciamolo Vincenzo, sono contento che l'hai detto tu, se no sono sempre io che mi lamento. Basta, quella arena è brutta. Basta. Ecco qua, chiudiamo, facciamo buon Natale, i bambini saranno contenti, non lo so se tutti i bambini saranno contenti di quella arena, ma basta così, non la voglio vedere più. Classica partita dove si è vista la differenza di condizioni fisiche, dato che la League One riprende tra una settimana, però come gioco ho visto più proposta rispetto a Villarreal. Tu che dici? Più proposta? Non lo so, sai, perché sì, con Villarreal il risultato lascia il tempo che trova, però qualche cosina si è fatta. Qui però il portiere loro veramente inoperoso, e quelle poche volte che abbiamo provato a fare su Villarreal potevamo parlare del modulo perché non ha funzionato il 4-4-1-1, perché poi alla fine quello era un 4-4-1. Oggi siamo tornati al 4-3-3, però non abbiamo sviluppato secondo me benissimo, siamo crollati. Ma che serve Spalletti out? Ma infatti non serve a niente, andiamo a recuperare subito Giorgio, perché eccolo qua, tranquilli, era una partita di Ligue 1 francese, Lille batte Rennes. Lo sapevo. Cin metti a fuoco, vedi come metti a fuoco bene, è bellissimo. Il Lille ha battuto le Rennes, non c'è dubbio Giorgio, non c'è alcun dubbio, e la Ligue 1 lascia il tempo che trova. Intanto la Ligue 1 lascia il tempo che trova, ne approfitto per dire che il Lille un campionato nel 2021, quando poi vendettero Osimhen, l'ha vinto. Quindi sotto questo punto di vista non sono nemmeno poi una squadra da sottovalutare. E se il Napoli riprende subito bene in campionato nostro, il discorso che vi faccio io sulla Serie A, che è scarsa e che molto spesso noi diciamo almeno la Serie A è meglio della Ligue 1, riflettiamoci, perché Villarreal, che è media classifica spagnola, escono bene col pallone, sanno palleggiare, e abbiamo visto oggi il Lille fare lo stesso. È una squadra di tutto rispetto. Se poi scopriamo che il Lille come squadra di tutto rispetto è meglio di Milan, Inter, Juventus, Fiorentina, Lazio, Roma, Napoli, e scopriamo che stanno più avanti anche sotto, però una partita non basta per farci dare dei giudizi definitivi.
vuole far rilassare l'Inter, Rossano, può essere. Io l'avevo pensata più che altro con gli esperimenti tattici, perché potrebbe essere, no, che un Simone Inzaghi si guarda le ultime amichevoli per vedere se il Napoli sta provando qualcosa di nuovo e allora preparano la partita in base a un Lobotka altissimo che fa questo pressing insieme agli altri e lascia il buco, e magari con l'Inter il buco non lo lasciamo. Ecco, poteva essere questo tipo di trappola. Può essere. Su Instagram ne trovi. Su Instagram ho notato che Instagram è, insieme a Facebook, poi non lo so se Twitter, ma ci sono quelli là che sono trancianti. Tutta pretattica, così gli esecutori credono che il Napoli sia in calo, li freghiamo il 4 con Cicco Scoppolilli, per così mi piace tanto. Quando cambiano le aspettative deve essere bravo qui l'allenatore nel saper gestire le pressioni quando è una rosa giocatori così giovani come noi. Staremo a vedere. Esatto, la gioventù della rosa è sicuramente un tema. Ok, che è un amichevole che stiamo smettendo i carichi del ritiro, ma l'1-4 mi dà proprio fastidio, e sicuramente dà fastidio anche perché è in casa. Non possiamo fare finta che le 21 partite precedenti non ci siano state e che le amichevoli estive siano state uguali. Arsen, questo io, più che le 21 partite, perché poi può arrivare un momento di calo, tu fai 21 partite ottime e poi può arrivare il momento di calo, non le puoi vincere tutte. Però il sottolineare che noi nelle amichevoli precampionato eravamo preoccupati fa bene alla memoria, perché era un Napoli un po' sterile che non creava tanto, e poi quando sono cominciate le partite che contano sia in campionato che in Champions ci siamo scrollati di dosso questa apatia e siamo stati forti, e dobbiamo ricordare tutto. Quelli dell'Il vestiti di nero sembravano capitoni, sgusciavano da tutte le parti, ma non preoccupatevi che per la vigilia contro l'Inter ci ripigliamo. Bene Pippo, un augurio anche a te Antonio. Saverio, auguri a tutta la comunità, siamo appesantiti, dopo le feste rimbalziamo in campo speriamo che non mai sono atleti, voglio proprio pensare che non si appesantiranno ancora di più. Ecco qua i papponisti Losco. Buonasera a tutti gli amici bellini, un abbraccio a te Losco e al tuo bimbo. Gli A16 venite a lui, andate da lui. Mancano ancora 13 giorni, sarebbe stato strano vederli a livello dell'Illa. A me sembra che Kvara nel frattempo abbia messo una massa mostruosa nelle gambe. Eppure può essere Spinofly. Allora, non so che tipo di lavoro si possa fare quando poi c'hai mal di schiena che ti... non credo che tu possa fare tanto lavoro di palestra al punto da essere cresciuto a livello di massa in questo periodo, però c'è da dire che il ragazzo, essendo così giovane, è in un momento in cui il corpo può trasformarsi in breve tempo, sicuramente, e sicuramente questi atleti di nuova generazione puntano molto sulla fisicità, e anche con i loro personal trainer sicuramente puntano a crescere, a essere tosti fisicamente. Può darsi, io spero che non diventi troppo poi appesantito, perché lui punta molto anche sulla velocità, sullo scatto sul breve, anche sul lungo, quindi sicuramente farà quello che bisogna fare. Renna vai via, Nicola, che non Renna out, e siamo d'accordo perché la maglia non piace a tutti. Se bisogna dirlo tranquillamente, senza creare allarmismi, ma un po' di preoccupazione questa amichevole me la crea sinceramente. Ok, la differenza di preparazione, ma ho visto poco amor proprio. Allora, sull'amor proprio sì, l'ho visto un paio di volte. Allora, Rui c'ha l'amor proprio suo che diventa nervoso e diventa anche un po' falloso. Ndombele a tratti, specialmente nel primo tempo, l'ho vista ma non rincorro l'avversario, più in proposizione che nel recuperare palloni. Nel secondo tempo un poco meglio, anche Di Lorenzo un po' più fermo delle altre volte, nell'impostazione mancava la brillantezza, quello che quando vedi poi anche Lobot che perde palla in quel modo, capisci che ti manca proprio quel quid per arrivare primo sul pallone oppure sulla palla vagante. L'esempio è come UEA sovrasta Politano di testa, la palla vagante, e lì poi devi avere due volte l'attenzione nel gestire, nel capire la palla dove cade. Vedi Ostigard. Luigi, lo so che questo è un allenamento, ma un poco di preoccupazione l'ho avvertita. E Luigi, la stiamo sviluppando insieme questa preoccupazione.
cerchiamo un equilibrio tra quelli che dicono non è successo niente e quelli che dicono è finito tutto. Cerchiamo un equilibrio, una via di mezzo che sicuramente è più giusta, nel senso che la preoccupazione di noi tifosi, che è sempre giustificabile perché il tifoso ha diritto ad avere anche delle opinioni un po' più estreme, come all'epoca di quella del Liverpool, io ve la devo ricordare, si è visto una reazione anche nella stessa partita del Liverpool con il Napoli che va ad attaccare dopo e poi in campionato non si è crollati, vuol dire, perché Spalletti ce lo disse, li abbiamo visti incazzati che non hanno festeggiato il primo posto ma erano arrabbiati per la sconfitta con Liverpool. Molto bene, allora adesso vediamo l'arrabbiatura per questa doppia sconfitta e tanti gol presi, perché poi uno dei temi, al di là della sconfitta, è che si prende gol troppo facilmente in questo periodo, tante imbucate, non arrivano miracoli, anche se Meret poteva far meglio su alcune cose, sicuramente sul gol di Unas forse poteva far meglio, che gli è andata dalle gambe, però si prendono troppi gol e questa è una costante che bisogna limare, sicuramente bisogna limare. Squadra schierata con un solo centrocampista titolare, sì, Anghissà manca molto anche Zielinski sicuramente, non malissimo Elmas e Ndombele, però ragazzi, per quanto sia una squadra, una rosa più folta, a uno alla volta li puoi sostituire, non cambia niente, ma l'impianto importante è con Kim e con Rachmani, Vittore Falanga, che adesso ti leggo, Kim e Rachmani, che comunque molto spesso ci mettono una pezza e ci hanno messo una pezza. L'impianto è con un Anghissà di quelli che sappiamo noi, con uno Zielinski sontuoso che fa da raccordo e si creano molti triangoli lì con Kvara, con Lobotka più al centro e lega bene con Osimhen, anche lo stesso Lozano che ti può dare una mano quando Politano è esausto. Tutto questo manca, perché poi il Napoli è anche quello, senza dubbio. XG del Napoli erano negativi, cioè non abbiamo creato meno di zero. Hai ragione. Quanto era quotato il gol di Unas? Penso a 1. Cioè ti giocavi $10 e vincevi $10 col gol di Unas. E su questo hi from New Jersey. Oh, Perry, how are you? When will Rachmani be back? Rachmani, io credo, I believe, ragazzi, mi potete dire voi, I think not for the first game. I think we might see him with Sampdoria or maybe with Juventus. I don't think they wanna force the issue. Ma mi potete far sapere voi se avete notizie più sicure sul rientro di Rachmani. Non credo per l'Inter, ma forse o con la Samp o con la Juventus. Andiamo a vedere. Toretto. No allarmismi, ma innanzi al pubblico non si può. E questo fa male, hai ragione, perché poi c'è stato chi ha lasciato lo stadio, perché dà fastidio, perché poi vedi a un ass che fa i no look e darà fastidio. Addirittura ho saputo questo, tirata di orecchie ai tifosi del Napoli, se hanno veramente fischiato un ass non ci azzecca proprio, e non fate altro che dargli il doppio delle forze della voglia di darti uno schiaffo morale. Ha giocato da padre te, ma è vero, River, ha giocato pure bene e non lo prendevi. Poi anche in finale di partita ti entra un ass fresco, Chianeglia, le amichevole stime, bravo, questo stiamo dicendo, senza dubbio. E grazie ancora a Tore Falanga, buonasera a tutti voi. Andiamo, stanno scorrendo i messaggi. Zielu, anche se Kim mancano molto, anche Rachmani spero torni presto. Meret, secondo te ha colpe su qualche gol? Marco, il tiro di un ass era centrale, secondo me un ass non l'ha tirata benissimo. Se l'avesse tirata bene un ass un po' prima sul primo palo oppure tutta sul secondo palo, probabilmente Meret l'avrebbe presa con una delle due gambe, e invece capita molto spesso, come dice la canzone, si sa che non segni se la tiri, se la prendi troppo bene. Ha tirato male, gli è finita in mezzo alle gambe, però quando finisce in mezzo alle gambe un po' di responsabilità il portiere se la deve prendere. Sugli altri non credo, sinceramente. A me preoccupa il mercato, ma scusate, Zanoli non può sostituire Zanoli in qualche partita? Vabbè, tu dici Zanoli di Lorenzo.
Sì, poi non sta facendo nemmeno malissimo in questi scampoli Zanoli. Però tra Zanoli e Beresischi, ragazzi, levi un po' di gioventù e metti un pochino più di chilometri di esperienza, perché Beresischi comunque è uno che ha viaggiato, che gioca nella sua nazionale, che ha più esperienza in Serie A. Non credo che sia tanto più forte di Zanoli. Sinceramente, quella fascia appartiene a Di Lorenzo, quella fascia e quella fascia appartiene a Di Lorenzo, e Di Lorenzo resterà titolare inamovibile. Magari quando dovrà capitare il raffreddore, Spalletti si sente più sicuro, avrà sicuramente avallato la cosa, però secondo me cambia veramente poco. Non è, questo che sto ripetendo, non è un giocatore che a livello di Olivera, per quello che lo conosco io, che già ti può dare quel dubbio, il ballottaggio tipo Politano-Lozano, tipo Olivera-Mario Rui. Non credo che con Beresischi si faccia il ballottaggio con Di Lorenzo. Non ci sta proprio. Male questa partita, secondo me il Napoli che conosciamo dovrà uscire fuori solo essendo forzato dai ritmi di gioco. I ritmi senza dubbio. Il Napoli è abituato ad imporre il proprio ritmo, quando il Napoli subisce il ritmo degli altri non va benissimo, questo è importante. Però il Napoli è abituato ad imporre un ritmo alto, e quando il ritmo si abbassa che il Napoli non va bene. In questo caso è un ritmo alto imposto prima da Villarreal e poi da Lille, con il Napoli che prova a fare il pressing alto e costringere all'errore l'avversario. Però abbiamo trovato due squadre che tecnicamente di grande livello e sono usciti col palleggio bene, e quindi se superi un paio di giocatori in pressing e poi fai la pallata e ti ritrovi con gli uno contro uno in difesa pericolosi, alle volte ci hai messo una pezza, alle volte no. Hanno fischiato, non si fa. Quando è entrato applauso e poi al gol fischi. Mio padre voleva studiare e ho detto no, se siamo tifosi ammati fa fino alla fine. Bravo River. Tant'è vero che se poi stuti ti perdi un gol di Raspadori che secondo me è stato molto bello, ed è stato un premio all'atteggiamento di Raspadori, che ho visto dal momento in cui è entrato molto furioso, nel senso buono, cioè l'ho visto rincorrere gli avversari, l'ho visto veramente tenerci tanto e soffrire la brutta figura che stavamo facendo. Raspadori è entrato con quella voglia di cambiare la partita e di dare quel di più. L'ho notato e non è un caso che segna lui, se lo meritava. Lucas, un abbraccio. Abbiamo recuperato la condizione di un as con le gambe pesanti e una renna in coppo stomaco. Cosa potevamo pretendere da questi amichevoli? Tanti auguri Vale, a te e a tutta la community. Grazie Alessandro, un abbraccio gigante. Giacomo, partite da Stress Fest. Stress Fest è l'album di Steve Morse, Stress Test, e dovrebbero starci bene così. Dobbiamo pensare che il Napoli non perdeva da tanto tempo, senza dubbio. La sconfitta col Villarreal, qualcuno aveva detto pure la prima sconfitta, e invece no, ci dobbiamo ricordare quella con Liverpool. Però sono quelle sconfitte, le famose sconfitte che non servono a niente, o meglio, che non ti fanno perdere punti in campionato dove hai i tuoi obiettivi belli lì presenti e saldi. E ripetiamo sempre la stessa cosa, che secondo me fa bene ripetita Juvent, che poi ti devono far vedere la reazione. La sconfitta con la reazione ci sta. La sconfitta che invece ti mette quella paura addosso e dice allora siamo vulnerabili, allora cacate sotto, e lì diventa pericoloso. Ma credo di no. Ha segnato Raspa, speriamo che la butta la maglia natalizia. Io sono rimasto solo a lamentarmi di questa cosa. Off topic, mio padre è impazzito e mi ha regalato la maglia mamma mia. Mi sono messo. E quando mi ha chiesto come personalizzarla, la risposta poteva essere solo una: il 6, maestro lui. Bellissimo, bellissimo. Tu sai come campare. È stato fatto anche per far giocare maggiormente Zanoli. E lo scambio con Beresischi sicuramente, speriamo che poi giochi. Lì c'è un altro dubbio. Zanoli mette minuti nelle gambe, mette chilometri nella sua esperienza in Serie A, ed è giusto. Però in una squadra in difficoltà, se la Sampdoria comincia a macinare gioco, bene, altrimenti potresti anche metterlo in difficoltà. Fa sempre bene fare esperienza. Però una squadra che gioca male, una squadra che si difende, è capace che prendi imbarcate, ti deprimi ancora di più. Idealmente sarebbe meglio in una squadra di media classifica,
un Sassuolo, un Udinese, queste squadre così che hanno comunque un gioco e che non soffrono né la paura di retrocedere né quella tensione di dover raggiungere un obiettivo, nell'ideale, ma dato che non si può avere tutto nella vita, si fa con la Sampdoria e vabbè. Condizioni di Pelé peggiorano, questo dispiace. A me aveva fatto piacere vedere, perché se ne parlava anche durante i mondiali, delle condizioni di Pelé non ideali, e mi aveva fatto piacere di leggere certe sue dichiarazioni, complimenti all'Argentina, pensiero per Maradona. Poi ragazzi, in questi giorni dove si è parliamo tranquillamente di questo paragone Messi-Maradona, paragone assurdo, perlomeno è stata una scusa per quelli che lo hanno visto e quelli che lo hanno potuto, di ripostare alcune immagini, alcuni momenti del Maradona giocatore che li vuoi mettere a paragone, mettiamoli a paragone in epoche diverse. Tra le varie cose che sono uscite, una di quelle trasmissioni televisive non so dove, bellissime, dove un Maradona e un Pelé, già più in là con gli anni, Maradona dice: io ho un altro sogno, caro Pelé, possiamo fare 2 palleggi, e fanno degli scambi di testa e lì si vede anche l'umiltà. Loro all'epoca, no? Messi, Ronaldo, io non lo so se Messi e Cristiano Ronaldo hanno mai tranquillamente col sorriso sulle gambe il sorriso sulle gambe palleggiato insieme e si sono divertiti, ma io vedere Pelé e Maradona che palleggiano, il Maradona che lo ringrazia, che lo abbraccia con umiltà, senza soffrire paragoni, senza essere con quella cosa, sono meglio io, sei meglio tu, no, io non parlo perché sono umile, io parlo perché sono il personaggio. A me mi hanno un po' stufato tutte queste cose qua, siamo un po' legati anche a un calcio più vecchio, però sarebbe stato bellissimo vederli anche un po' più insieme, 2 che hanno fatto la storia degli ultimi 20 anni come Messi e Ronaldo. Adesso Messi l'ha messo un po' in tasca a Ronaldo, bisogna dirlo, perché però è chiaro, si può anche dire, ma il Portogallo rispetto all'Argentina, però il Portogallo è una bella squadretta, se li fanno giocare almeno i vari Cancelo, i vari Maestro Mario Rui, c'hai Leao e c'hai Ronaldo, Bruno Fernandes, mica è proprio scarso il Portogallo, però. Andiamo avanti a leggere tutti i vostri messaggi. L'unico mentalizzato mi pare Raspadori, gli altri chi sembra che hanno preso sta pausa per i mondiali come una vacanza. Speriamo di no, Michele, si devono rimettere subito in forma. Raspadori migliore in campo senza dubbio. Stress Fest era bellina, è un grande album tra l'altro. Rosanna, Guido ci aveva tanto da fare e io non gliel'ho proprio detto questa volta perché volevo, poi Guido ci sentiamo poi in privato, ma questa volta non l'ho proprio detto perché questa live sarà breve e volevo approfittare onestamente per salutare più voi possibili, quindi capito, andare proprio velocissimi e prendere più messaggi possibili, perché lo so, voi siete bellini, mi scrivete i commenti, mi contattate su Instagram e non sempre io riesco poi a rispondere a tutti. Questa era una live, adesso ci troviamo a parlare del Napoli perché è una scusa, però anche per salutarci il più possibile, e Guido tornerà con il ritorno del campionato sicuramente per commentare le partite che contano. Osticat e Juan Jesus malissimo, direi non bene. Nel frattempo dobbiamo bloccare questi bot, blocchiamo i bot perché le hot girl non ci interessano. Ma effettivamente la Samp, non so se è confermato, ma pare stia cedendo anche Caputo. L'infortunio di Guandare. Vabbè, allora hanno proprio rinunciato. Si parte dalla Serie B. E così non va benissimo. Ciao a tutti, ma secondo voi era il caso di confrontarsi con queste squadre di questo livello? Ottima riflessione, non vorrei che si insinua nella testa dei calciatori un tarlo. Francesco, è una riflessione che facevamo a inizio live. Avresti potuto fare il test è probante, nel senso che è importante che poi tu fai la goleada con le squadre più piccole, non è allenante per poi le partite che importa. Però anche, sai, forse il Napoli non si aspettava di prendere l'imbarcata, si aspettava di giocarsela, non dico alla pari, ma insomma è un Napoli che si è confrontato con squadre europee bene. Forse un avversario un po' più morbido per non lasciare l'amaro in bocca a tifosi e calciatori come ultima amichevole. È un'idea che non è tutta sbagliata, secondo me.
quindi vediamo. Mi dicevano che l'Inter affronterà la Regina, per dirvi, quindi. Ma abbiamo visto anche squadre piccole dare le botte in testa. La Roma con il Cadiz, per esempio, perdono, e le amichevoli sono così. Lille contro un Napoli narcotizzato, proprio perché non te l'aspettava, può aiutare. Auguri anticipati a tutti e vivo Casatil con tante uova, sempre. Dobbiamo considerare che mancavano Zielu, Frank, Kim, Rachmani, Olivera, poi parecchi giocatori, anche Lozano, non stanno in forma. Io penso che Spalletti nei giorni precedenti abbia dato molto sui carichi di lavoro. Non disuniamo, il Napoli vincerà 0-3 con l'Inter, tripletta di Victor, perché era il dente avvelenatissimo per ciò che è successo l'anno scorso. Forza Victor. Guarda che bella sta cosa, proprio, addirittura qua ce la segniamo, che poi se dovesse succedere io do agli amici fatto la foto, do a Cesare quello che è di Cesare. Non voglio sminuire le qualità del Lille, ma il nostro pressing lento e scordinato li ha agevolati molto, giusto? Perché poi c'è stato il tentativo di fare il pressing alto, però non era organizzato benissimo, c'era bisogno di un Østigård un pochino più coraggioso nel rompere la linea e seguire la loro punta, oppure tutti insieme andare così, perché se lo fai uno e uno sbaglia il pressing insieme all'altro, ovviamente dai un vantaggio a loro. Ed sono considerazioni giustissime, io non avevo dubbi che voi siete pronti. Ci sono state molte squadre che hanno preso le imbarcate in questo periodo, capita. Amico Bellino, mi sono iscritto pure a Telegram, bravo, Smart Cat, bravissimo. Ma perché Casatiello quasi così? Hai ragione, però secondo me ogni scusa è buona per un buon Casatiello, non c'è dubbio. Il Napoli è sulle gambe, c'è poco da dire. Spero non abbiano caricato troppo con la preparazione atletica. Un'altra partita della settimana prima del campionato poteva essere utile. Tu dici ancora un'altra partita? Non lo so, ovviamente a livello tecnico proprio di preparazione avranno fatto delle considerazioni, non lo so, però speriamo ragazzi che per l'Inter magari noi non li vediamo, ecco, noi avremo negli occhi questa prestazione qua che non ci esalta più di tanto, però nel frattempo loro si alleneranno bene, faranno le partitine in famiglia e Spalletti avrà una squadra, spero, in grandissima forma da schierare contro l'Inter, perché altrimenti questa squadra qua contro l'Inter magari che ti affronta forte in casa e diventa, perché poi è tornato Lukaku. Vi ricordate il Lukaku che sbaglia 4 gol fatti contro il Belgio? Dimenticatevelo. Vi ricordate il Lautaro che pure si mangia 500 gol? Forse Lautaro non recupera, forse Lautaro ha bisogno di più, però Lukaku non c'è dubbio, non c'è alcun dubbio, e vedremo. Carlo Mire sono angeli, ricordiamoci che Rosanna Elia è Angela, ricordiamoci. Mi piace, lo fanno anche in questo periodo. Il Casatillo, esattamente. Spero si sia trattato di pesantezza nelle gambe per il lavoro di Spalletti. Certo che il 4-1 è pesante, io sono d'accordo che è pesante, non fa bene specialmente in casa, perché il San Paolo Maradona deve essere sempre rispettato, deve essere protetto da goleade che non fanno bene. Metti a fuoco. Questo non fa piacere, però è arrivata, e la questione delle gambe secondo me, più che i moduli, più che addirittura se vogliamo parlare del turnover, diciamo, delle seconde linee messe in campo, più che quello, perché un Dombele che raggiunge la sua massima forma, lo stesso Østigård e Juan Jesus che hanno giocato bene quando sono stati chiamati in causa, gli altri bene o male sono quasi tutti titolari, ragazzi, cioè Kvara, Osi, Politano, se non è Politano è Lozano, ma quelli sono, Mario Lui gioca, e Di Lorenzo gioca, e Meretti o Buttighe e Lobot che è qui, quindi sì, c'erano delle seconde linee, ma sono quelli là titolarissimi che ci stanno venendo meno. Questo non dobbiamo. Le ultime amichevoli dell'Inter, Roberto, non le so, te le posso dire a volo, fammi vedere se escono, perché potrei dirti tutto quello che è, su fixtures. Real Betis Inter 1-1 per esempio, Real Betis adesso domani giocano con la Regina e poi loro hanno un amichevole con il Sassuolo il 29 dicembre, ecco.
questo potrebbe essere una cosa che uno se la guarda, che loro fanno l'amichevole con il Sassuolo. Quindi domani con la Regina, contro il Salisburgo hanno vinto 4-0, contro il Grizia United il 5 dicembre hanno vinto 6-1, e insomma. Giacomo, questa è una moria degli uomini di calcio. Questo risultato è figlio di una differenza di condizioni troppo evidente. Quando le gambe non girano si fanno figuracce anche con squadre più piccole, senza dubbio. Non dimentichiamoci della sconfitta contro il è vero. Pesante anche quella. Comunque ci tenevo a sottolineare quanto sia stato sentito il minuto di silenzio per Mihajlovic domenica sera nello stadio. Era davvero un momento molto molto forte. Sì, Mihajlovic è venuto a mancare un po' a tutti quelli che amano il calcio, perché rappresentava un atteggiamento, un'identità, Mihajlovic, sia come giocatore all'epoca sia come allenatore, veramente. E adesso speriamo, perché se si parla di Pelé e si parla di Vialli, non è bello. Non scherziamo, loro andavano a doppia velocità rispetto a noi. Io sono strafiducioso per il 4 saremo al top. Ricordi l'amichevole? Come no Carlo, certo che la ricordo. Buonasera Giovanni. Oliveira è il titolare, non Mario Rui. Non sono d'accordo, Nico, non sono assolutamente d'accordo. Il Spalletti sta gestendo i due a seconda anche dell'avversario. Abbiamo visto Oliveira titolare in Champions League, altre volte Mario Rui. All'ultima partita se l'è fatta Mario Rui, però c'è un'alternanza abbastanza equilibrata tra i due. È chiaro che Oliveira ti dà più fisicità, Mario Rui, per quello che ci sta facendo vedere, ci ha dato più qualità con il piedino del professore. Buonasera. Ma già si sta dimenticando tutto quello che ha fatto il maestro? Appunto, no, sono pronto a ricordarlo. Stavolta non c'erano tutti quei giovani in campo, perciò spero si sia trattato di pesantezze, giocatori che devono recuperare. Anche contro il Benevento mancavano diversi titolari. Ottime queste sconfitte, permettono di essere più umili per la ripresa. Speriamo proprio bene, amico mio. Vedi tutti che si fanno gli auguri e io godo perché siete tutti bellini. E tra le altre cose volevo anche eventualmente aprire alla possibilità, se qualcuno volesse farlo, perché ho le cuffiette pronte, tra gli amici abbonati, se qualcuno vuole venire a lasciare un saluto, un ciao, un bacino, se vi va un salutino per gli amici abbonati, vediamo un pochino, perché è proprio la community, è così. Allora, vediamo altri messaggi. L'Argentina ha perso la prima, poi ha vinto il mondiale, e questi sono paragoni interessanti, Vincenzo. Ovviamente sì, è vero, l'Argentina male con Saudi Arabia e poi è andata in crescendo, quindi io questo dirò nel caso in cui si dovesse steccare con l'Inter. Io dirò l'Argentina ha perso la prima, perché poi ragazzi noi dobbiamo vedere un pochino la classifica, perché le preoccupazioni ci stanno e tutto, però più che quello io direi Napoli, no? Table, la classifica parla di Napoli a 41. Napoli che deve affrontare l'Inter, la Sampdoria, la Juventus e la Salernitana. 4 partite per chiudere il girone d'andata. 4 partite. Se il Napoli, facciamo conto che non si fanno le tabelle, mettiamo proprio che il Napoli dovesse steccare con l'Inter, ok? Stecca pure con la Juventus, però non perde, cioè vince con Sampdoria e Salernitana, che non esiste proprio. 6 punti li facciamo in queste 4 partite tra Sampdoria e Salernitana, benissimo. Il Napoli con 6 punti si porta a 47, morto che parla, diceva Totò. 47 più 47 fanno 94. Con 94 si vince. È chiaro, tu dici che fai altri 47, no, ti puoi permettere anche di perderne un'altra, di pareggiarne un'altra, di steccare un'altra, però chiudi bene, cioè 47 siamo tra i massimi record che ha fatto il Napoli, voglio dire, in un girone, e se mantieni quel tipo di quindi anche eventualmente volendo la tragedia più assoluta, l'Inter
calma, io vi dovrò chiamare la calma lo stesso, perché i numeri sono i numeri, e se giri a 47 e fai il tuo dovere nel girone di ritorno, calma. 47, 48, morto che fa. 47, morto che fa. È perché è un errore di un film di Totò. Perché in un film di Totò quello dice 47 e un altro dal balcone, morto che palla. E io quindi mi rifaccio al film di Totò più che alla smorfia. E così è. Buonasera a Jacopo. Baci, auguri, felicità a tutti. Tenetemi il Napoli stretto stretto al cuore. Quindi capite quello che potrebbe anche vincere tutto e perdere, ma magari per un calcio di gol, magari chi lo sa. River, se vinci con l'Inter, io poi accetto pure di lasciare 3 punti alla Serenità. Vinci con la Juve, voglio regalare anche 3 punti a Zanoli con la Sampdoria. L'importante è farne 6 per me. Lo so, è difficile da capire e da accettare, ma ne vogliamo fare 9? Perdi con la Salernitana e vinci con Inter, Juventus e Sampdoria, benissimo. Ne vogliamo fare 12? Facciamole 12. E qual è il problema? Se fai 12 punti stat buono, cioè non puoi più pensare che non è l'anno da vincere, assolutamente. Speriamo che queste 2 sconfitte servano per tornare in campionato carichi e concentrati. Auguri a tutti, auguri alla nostra Napoli. E anche a chi non è di Napoli, auguri a Napoli, facciamo gli auguri tra di noi di Natale o di buone feste, perché poi è sicuro che non siete cattolici e non volete farle. A meno che il Napoli non fa illudere le inseguitrici e poi le bastona, speriamo, pompierare nelle vittorie, pompierare nelle sconfitte. Bravo Tony, questo è il mio ruolo, sono qui con la pompa, sembra la pompa Manatena, e questo faccio, e ci dobbiamo cambiare. Giocare sotto Natale non porta bene, l'anno scorso sconfitta contro lo Spezia, vedi? Poi le renne, Natale, gli struffoli, lo so Johnny, lo so bene, proprio tutte fino alla fine. Auguri a tutti noi. Dovresti organizzare le live durante le feste dove guardiamo tutti insieme i film di Totò. È bellissima sta cosa. Non lo so a livello di copyright come si fa, però sai che è una grande idea. Cioè mettere uno schermetto qua e ce lo vediamo insieme, che quello non mi stanca mai. Cioè io in questi giorni mi sto rivedendo Totò, Fabrizi e i giovani d'oggi. Sta in una forma straordinaria con Aldo Fabrizi irresistibile, il cavaliere Cocozza, è una roba fantastica. E nei pareggi pure si pompiera a seconda se la piazza è depressa o no. Un ricordo indelebile di Sinisa. In conferenza stampa chiesero: per Benassi difficile fare il capitano a 22 anni? No, lui è difficile svegliarsi alle 4, lavorare e non arrivare a fine mese. Bravo Mauro. E poi non l'ha detto solo in questa occasione, perché Mihajlovic era molto sensibile al fatto che i giocatori, tutti quelli che lavorano nel calcio, gli allenatori, preparatori, sono dei privilegiati rispetto a quelli che... Poi ci stanno anche delle immagini dove Mihajlovic ha muso duro contro polizia durante manifestazioni contro la guerra. Insomma, è un uomo sensibile, al pari di Spalletti, un uomo sicuramente di una sensibilità superiore. Retuccia, auguri, serenità a prescindere. E anche GioTV. Un bacio gigante e un buonasera a tutti i mod. Vediamo, ci ragiono. Sicuramente questi possono essere auguri di Natale se non riuscirò a fare una live prima del 25, però prima dell'anno nuovo porta bene, bisogna farla. Cosa positiva di questa partita è che sarà l'ultima volta che vedremo questa maglia, senza dubbio. Onestamente la voleva prendere per i miei cuccioli, ma 45 euro sta cosa è un furto. Perché poi 125 era quella là per adulti, sempre uguale al prezzo di tutte le altre. Per i cuccioli 45, però forse hai fatto meglio, perché poi è troppo brutto. Fra l'altro io e mio padre, dopo che Messi ha alzato la coppa, ci siamo guardati e mi fa: ma tu lo sai che è successo l'ultima volta che... ovviamente i like ve li chiede GioTV, non io. Dai. Certo la tombola, Ci dovrebbe essere un modo, se non mi sbaglio ne parlammo già,
con le cartelle online, che poi se dico così tutti quanti ambo e io come faccio? Controlla. Quello che non mi stanco mai di guardare a Letto a tre piazze. Letto a tre piazze stanno tutti troppo in forma, Totò, Peppino, Castellà, mamma mia, Aroldo Tiri, Zannini, l'avvocato Zannini perché l'avvocato Vacchi, ecco, che Zannini era Aroldo Tiri in un altro film. Mettiti a fuoco, ecco. Cocozza giù il cappello, esatto, l'appendicappelli. Allora, Spalletti a Sky ha parlato, ha detto che tutto sommato si deve continuare così, nel senso che la preparazione ancora non è finita e i calciatori non stanno ancora al 100%. Sicuramente Spalletti sa il fatto suo e credo che le varie cose, una delle cose che lui ha sempre sottolineato, meno male che non si sono infortunati, perché poi questa è la paura più grande, ce ne freghiamo dei risultati, delle imbarcate, anche di come i ragazzi possono prendere queste sconfitte. L'importante per Spalletti è avere tutti a disposizione e poter fare delle scelte tecniche e tattiche senza problemi. Abbiamo visto che loro un paio di infortuni glieli abbiamo fatti a quelli dell'Lille e non saranno contentissimi. I like preventivi, un bacio, dai. Io ho paura, 2 partite, troppe disattenzioni, perché gli unici sedi in campo sono assolutamente validi, non vuole lasciassero danni queste 2 partitacce. Speriamo proprio di no, Fabio, noi le stiamo analizzando con calma. Il watch party si può fare, potrebbe essere un'idea. Devo ragionare. Esiste la tombola online, esatto, ci devo ragionare, dai, anche dal campo. Grande. Serenità e benessere. Togliamo Sarena da mezzo che porta seccia senza dubbio. Marco Basile. Non sono riuscito a vedere il match, il che fare, ma di certo auguri a tutta la community e forza Napoli sempre, che ricambio con gioia e affetto, caro Marco, non ti sei perso un bello spettacolo, devo dirti la verità. Se ti capita di recuperare gli highlights, il gol di Raspadori secondo me merita e il resto evitiamo e speriamo di non doverlo vedere più. Senza dubbio, è una maglia via, ciao. Togliamola da mezzo. Dopo questa sconfitta con la Samp sarà spareggio salvezza, ovviamente questo è il sarcasmo di Percassi, il sarcasmo di Luigi. Buonasera Fabietto. E andiamo a leggere altri messaggi. Sono super deluso. Unica nota positiva in Ndombélé. Alberto, mi fa piacere che mi citi Ndombélé, perché io sono un po' combattuto, perché fa vedere delle cose buone, proprio buone, e altre volte mi sembra un po' indolente, mi sembra un po' che si scoccia, che ci sta facendo un piacere. Spero di sbagliarmi, o meglio, spero che quando poi ci saranno le partite importanti dove verrà chiamato in causa, ci dia quel di più che sicuramente lui sia tecnicamente sia a livello fisico, perché è tosto fisicamente, ci può dare. Il paragone con Anghissà non ci sta, perché Anghissà ha dimostrato da subito, dall'anno scorso, di essere un giocatore superiore, però il giocare con gli infradito, il giocare a piedi nudi sulla sabbia, il giocare che sembra che ci sta facendo un piacere, è la cosa peggiore, specialmente con questi ragazzoni che potrebbero fare la differenza in campo e potrebbero anche dominare, ecco, essere dominatori del centrocampo. Se si mentalizzano, se riescono a fare, benissimo. Altrimenti io preferisco sempre un Elmas e aggiungo, e lo so impossibile, Demme, preferisco un Demme, ok, Demme fisicità non te la garantisci, preferisco un Gaetanino, credetemi Lobot, rispetto a quelli che ci devono fare un piacere, preferisco sempre un Gaetano. Su con i like, si beve e si likea. Allora, capiamoci, io senza i film di Totò non posso proprio campare. Bravo con i like. Chi vince regala gli abbonamenti. Ah, vedi, fate la tombola. Devo assolutamente informarmi, dai. È una buona idea. Come al solito mi date buone idee. Davide, speriamo sia solo causa della preparazione. Più i simpatici che gridano sono un po' indietro, a me non fa niente, abbiamo tutto il tempo per recuperare tutti i messaggi. La coppia Jesus Ostigard non riesce a convincermi, vedo fatica nella gestione della fase difensiva. Sicuramente la coppia Kim Rachmani ha dato più garanzie, alternare uno quando Rachmani è venuto meno con l'infortunio, alternare Ostigard e Julian Jesus ci è piaciuto,
però sembra mancare la potenza di Kim, l'attenzione di Kim, l'umiltà di Kim e anche la precisione di Kim, sembra avvenire meno. Abbiamo fatto un regalo di Natale a tutti gli altri tifosi, siamo uomini d'amore. Chi lo diceva De Crescenzo, gli uomini d'amore, assolutamente. Chi l'ha detto anche Spalletti in intervista che si deve rifinire la condizione fisica, ma c'erano animi distesi, ecco. Ha pure scherzato col presidente post partita. Il presidente speriamo che non abbia parlato, perché poi l'ultima volta che l'Argentina mi detto ma Messi gioca nel PSG, quindi non esatto. Però hai ragione Salvatore, perché quell'Argentina là poi dopo perché poi Maradona stava là e gli dicevano anche ti stai mantenendo le gambe a Napoli perché devi fare tutto falso, perché poi come si dice, le cattiverie anche allora e anche con Maradona, perché adesso noi nessuno si permette mai, siamo tutti i migliori amici di Diego, ma all'epoca mi dicevano che eravamo capaci di criticare anche Diego, roba da non credere. Meglio con il Lille in amichevole che in chiaro. Ma nell'86 abbiamo Maradona, questo giro non abbiamo Messi, ed è giusto farla questa riflessione, ed è giusto farla. E io vi ricordo che non è più Messi che deve venire a Napoli a fare la differenza, perché Messi è in là con gli anni, dovrebbe venire Mbappé, e nemmeno nel Napoli, perché il Napoli rispetto al Napoli dell'epoca degli anni 80, questo Napoli qua è forte. Mbappé che va nel Lecce, che è una squadra che si deve salvare, e cambia la mentalità e fa vincere lo scudetto a Lecce. Quello è il paragone da fare quando si parla di Maradona che viene a Napoli. Nemmeno Messi, perché Messi nel suo fiore stava al Barcellona tutto bello protetto, Suarez, Ibrahimovic, Iniesta, Xavi, eccetera, eccetera. Non è venuto a farsi la sfida a Napoli, quindi il paragone non si può fare. Con un amico napoletano, oltre a commentare le partite, ci ripetiamo tutte le frasi dei film di Totò, lo faccio sempre. Con l'altro giorno ci siamo fatti tutti il film Totò contro i 4. C'è sempre una frase, con gli amici con cui, questo tuo amico sicuramente, ci sarà sempre una frase di Totò per qualunque cosa avviene nel mondo reale. L'ultima Tony che doveva venire a prendermi a portare una cosa e mi ha scritto seconda operazione impossibile. E c'è sempre una frase di Totò per tutte le cose, è straordinario. Comunque per il mio questo risultato può essere un'arma a doppio taglio, o si reagisce oppure si possono deprimere, e qua dobbiamo stare a guardare, Marco. È inutile dare un'opinione adesso, dobbiamo vederlo negli occhi dei ragazzi quando giocheranno contro l'Inter. A noi mancano 5 titolari importantissimi, Rachmani, Kim, Anghissà, Zielinski e Lozano, senza dubbio. Anche titolari, cioè ci metto anche Oliveira in questa cosa qua, perché Lozano si alterna con Politano e Oliveira si alterna con Mario Rui, ci sta. Gli altri sono effettivamente da considerare titolarissimi. Inizio delle schifezze del girone di ritorno dell'anno scorso, esatto. Ragionier d'amore si muore di fame. Like e iscrivetevi al canale, si parte nuovo anno con ben 15.000 iscritti e ve lo meritate, eroi bellini. Io credo Rita che i 15.000 non riusciamo a prendere. Siamo a 14,9 e sono orgogliosissimo. Gli amici hanno anche sbloccato l'ultimo algoritmo che stava un pochino così e sono veramente orgoglioso. Mancano 9 giorni, in 9 giorni fare 100 iscritti, guarda, dovrebbe succedere qualcosa di clamoroso che smuove le cronache. È difficile senza il campionato trovare 100 persone, però se gli amici, la community potrebbe farlo, perché so che ognuno di voi, siete in 170 qua, se in 170 di voi, per esempio, ognuno di voi ha un amico che c'ha YouTube, che c'ha il canale, che magari si interessa il calcio, segue, non segue, e lo dice all'amico, oppure avete quei gruppi WhatsApp, lo so che avete il gruppo WhatsApp dove parlate con gli ex compagni di scuola e parlate se ognuno di voi poi dice porta un amico, si arriva a 15.000. Perché 170 persone possono fare una rivoluzione, io ci credo, porto un amico, 170 persone porto un amico, quell'altro porta un amico e diventa un sistema piramidale, uno schim. Buone feste, Enzo. Buone feste da Francoforte, attenzione al Francoforte. Non è che per il 4 sulla maglia ci mettono i re, speriamo proprio di no.
Indombelente. Ah, siamo addirittura, sono in ritardissimo con i messaggi. Non fa niente. Buon augurio di buon Natale, Peppe, Mary e Penny. 3 amici bellini sempre presenti. Benissimo. Senza Kim, difesa Colabrodo. Ci ha battuto una squadra del Kazoo, lo sponsor ovviamente. Però 7 gol presi in 2 partite mi preoccupano. In effetti sì, in effetti non va bene. Le live. Ah, le live. A me piace molto Miseria e Nobiltà, è un capolavoro. Sono un po' preoccupato per Kvara, un po' giù di tono. Sì, però il finale della partita con Villarreal mi è piaciuto. Sono tranquillo per Kvara, ragazzi. Kvara ha fatto vedere cose straordinarie, non si può dimenticare come si gioca a pallone. Spargete la voce durante le festività, il nonno, iscrivetevi, lo zio, la zia. No, Cosimo, vabbè. Ah, io mi ricordo, ma già ricordare che Cosimo è quello che dice cose a caso. Vabbè, evitiamo proprio di leggere perché Raspadori è stato l'unico che quindi lasciamo per. Ti salto a pie pari, Cosimo, perché si perde tempo. Un adesivo azzurro fluido, così da riconoscere gli amici bellini per strada. Wow, ve lo mettete sulla macchina? Guarda, Robè, io lo posso fare sul mio sito, sul fluido.net. Il problema è che l'adesivo è che costa una cifra, vi costa una cifra. Gli adesivi dovrebbero essere gratis. Io dovrei farli, comprarli in blocco e poi distribuirli così. È un problema. Però l'unica cosa che si può fare, perché se li metto in vendita vi vengono a costare una cifra a voi, io non faccio una lira su tutto specie di spedizione, non va bene. Al massimo dovrei darli per esempio a un Fabio Versatile, a una Polli, a una Rita che vanno allo stadio e voi poi distribuirli. È un'ottima idea, non è che è un'ottima idea, ma per me è meglio come rapporto qualità-prezzo, è meglio una tazza o una maglietta. L'adesivo è bellissima l'idea, però non perché solo spedizione si perde tempo. Non dobbiamo dimenticare l'importanza degli automatismi. Del resto, chi mi raccomanda una difesa rocciosa, JJ e Oso sono le riserve, non quelle dei 30 minuti. Fai bene a dirlo. JJ sembrava quello della Roma e dell'Inter, non quello visto anche Kvara, sembrava Mannini. Si ferma. Maradona è il migliore tra i migliori, sempre dalla parte del popolo contro le ingiustizie e i poteri forti, dall'altro lato Messi, la vestaglietta. Certo. I nazionali sono rientrati. Ah, non ti posso leggere a te che dice cose strane. Comunque sono rientrati. O canale. Sì, ma oggi Guido non l'ho chiamato, lo voglio lasciare un po' in pace perché aveva tanto che fare anche lui, ma ci raggiungerà sicuramente per il rientro con il campionato. Metti un tavolino con tutte le cartelle numerate, chi fa una donazione sceglie il numero con cartella e tu gliela assegni. Ah, poi tu tiri il numero e controlli tu. Ah, è mica male. Anche questo è mica male, solo che devo vedere perché come regola con le donazioni poi dopo fare il bingo e diventa una cosa che non sempre si può fare, devo controllare bene. Però sono tutte ottime idee. Walter SSCN, auguri anche a te. Arriviamo a 150, non siamo manca a 150 like. $50 like erano preventivi. Quindi fate conto che 25 di quei like preventivi sono adesso in live, 160 stanno adesso, ci devono stare 170 like. Non parlo più, non posso parlare proprio più. È salvabile, non lo posso dire, devono arrivare i like prima. Sì. I like. Sì, Isidoro, sì. Sì. Quanto piace. Quanto è attuale, Totò. I miti, esatto. No, veramente. Sirigu, il Napoli sta trattando Contini, sì, dovrebbe rientrare in questa operazione con Beresischi, addirittura si parla del ritorno di Contini, in teoria come terzo, perché non ci si fida di Sirigu con i problemi fisici, è sempre infortunato, come secondo di Meret.
e quindi Contini arriverebbe come terzo di lusso, come un eventuale secondo nel caso in cui Sirigu non ce la faccia. E se il Napoli, se Sirigu più che altro trovasse una squadra che gli dà un contratto, si parlava o del Los Angeles o di altre squadre, perché si è parlato anche della Salernitana, ma la Salernitana lo cercava un portiere, ma ha preso quel portiere Okocha, come si chiama, Okoa, non mi ricordo, non mi ricordo i nomi dei portieri. Grazie, Blackish, lo leggo bene? Blackish. Grazie mille. Devo spammare su bravo, spamma su TikTok, che io non so bravo su TikTok. Forza. No, secondo me forma fisica. Calcola che non ho visto manco un amichevole, quindi non mi sono fatto manco un'idea. No, prendiamo a 6 gol, ma qualche gol lo prendevamo anche in campionato, ragazzi. Poi siamo stati molto bravi in campionato a reagire sempre. Tutte le volte che abbiamo preso uno schiaffo, il Napoli ha reagito subito e siamo stati proprio mentalità. Adesso la mentalità non viene accompagnata dalle gambe, ecco, non ce la facciamo, stiamo troppo giù di corda. Diego Pugliese, fatemelo recuperare, perché sono volati tutti i messaggi, ma volano, è chiaro che volano, si scorrono e sono volati tutti, eccolo qua, grazie. Stasera un brutto stop che però non fermerà quello che è il nostro cammino fino al traguardo. Forza Napoli sempre, Diego. E che devo aggiungere? Hai ragione, è perché è un brutto stop, perché dà fastidio, è troppi gol presi a casa tua, un ass che non si può accettare. Però non fermerà quello che è il nostro cammino, perché ci si deve rimettere in carreggiate, non è possibile che poi lo scatafascione generale, no, non vi preoccupate. E specialmente quelli che rientreranno, prendetevi adesso questa perla di intuizione, speriamo bene, quelli che rientreranno si sentiranno anche, perché non si è perso terreno, quindi non fa niente. Però quelli che rientrano, Anghissà dovrebbe dire ragazzi adesso ci sono io, non vi preoccupate, arriva lo Zan e dice me ne scappo e così, e arriva quell'altro e dovrebbero dare quel di più, Zielinski, e dire se vi eravate preoccupati non vi preoccupate, guardate come siamo importanti, potrebbero dare quel di più anche quelli che rientrano. Ma sì, diciamo, ma certamente quello dovrebbe essere l'obiettivo. Vale, perché carica allora così pesanti che più o meno manca metà campionato? E non lo so, Fabio, su questo io che ti devo dire, saprà lui. Abbiamo detto finora che Spalletti è abituato alla pausa perché lo ha fatto in Russia, lo sapranno loro come si deve fare. È chiaro che io ho detto questa cosa anche quando ero a Canale 8 con Silver Mele. Spalletti ha cominciato molto bene l'anno scorso, molto bene quest'anno, e speriamo che questo ricomincio è un ricomincio da 3, nel senso che non c'è 2 senza 3 ed è come se si ricominciasse. E quindi il Napoli deve cominciare bene, deve fare uno sprint. Sono 4 partite, si ferma, però poi fai conto che è uno sprint finale, cioè fai conto che è un girone d'andata con 4 partite in più e vai, e proviamoci, perché non scherziamo proprio. Non scherziamo. Fa sempre una preparazione con i carichi di lavoro pesanti, poi i risultati si vedono con il tempo. Ricordatevi che con il Verona ci preoccupavamo, poi siamo andati in crescendo. Lo Zano lo penso, però no, lo penso, come no? Valentino, è pazzo. Arancione, dorato. Sei dorato, sei generosissimo. Non so se farai altre live da qui a fine anno, quindi lascio gli auguri per le feste per te e Guido adesso. A fatica. Ti abbraccio fortissimo, Valentino, sei troppo carino e generoso. Un bacio gigante e ci sentiamo sempre tra gli amici abbonati, perché tu sei sempre presente. Grazie mille, ragazzi, io ci proverò. Magari prima di Natale sarà difficile, però vi prometto che cercherò sempre di fare i video quotidiani
parlando di quello che si può, quello che esce, ma cercherò di non farvi mancare l'ovetto quotidiano, ecco, il video quotidiano che è importante. Per la live, una pre 2023 sicuramente proverò a farla, e se non riesco a stare a casa perché il che fare me lo impedisce, la faccio dal telefonino, in qualche modo ci daremo gli auguri. Anche nelle amichevoli, me lo ricordo, quelle precampionato, assolutamente, a match fuori tutte cose, senza dubbio, positivi, un po' di credito a questo allenatore lo dobbiamo, positivi. Senza i due centrali titolari si fa fatica, si perde molto in fase di impostazione. È giusto quello che dici, Nick, è la impostazione che è un po', perché quando poi ti schermano Lobotka, molto spesso lo abbiamo visto, un buon passaggio di Kim, un buon passaggio di Rachmani è quello che ti porta poi a scavalcare il centrocampo, arrivi con i trequartisti, con quelli che stanno sugli esterni, e poi il centrocampo aiuta anche Sagat che ti spinge in avanti, Zielinski che aiuta, e questo. I due centrali, più che il lavoro difensivo anche nella fase di impostazione, è una giusta considerazione. Si perdono i tempi di gioco che sono un po'. È così, ragazzi, che si ragiona. Secondo me è così che si ragiona. Il gol di Raspa di un'intelligenza, l'ha alzata perché il difensore è scivolato con quello che è diventato il solito colpo da biliardo nell'angolino. Poi sapete quanto io ami Mertens, lo sapete che i paragoni non si fanno. Raspadori ci sta facendo vedere dei colpi alla Mertens, e bisogna dirlo, c'ha talmente una dimestichezza con entrambi i piedi, perché poi fa delle cose bellissime anche col sinistro. Raspadori ci fa vedere delle cose come coordinazione, poi è piccino, un po' come Mertens, è caparbio, sta anche adattandosi a fare un pochino un lavoro più sporco, un po' più dietro, un po' verso il centrocampo. Vi devo dire la verità, il ragazzo secondo me merita, anche perché poi parla benissimo, merita il paragone importante, e il paragone importante è da fare come caratteristiche proprio con Mertens, e voi lo sapete, io di Mertens sono innamorato folle. Si può fare, si può dire, è una questione di onestà intellettuale. Sorvegliate, bisogna sorvegliare, potrebbero suonare il campanello. Chi è? Ti scordi o Zozzogno? Bellissimo. Totò a colori. Polli! Vedi? Polli e tu muovere. Spalletti ha veramente un modo tutto suo, carichi pesanti per poi quando inizia il campionato lo molto tatticamente. Mertens è il nuovo Raspadori, o viceversa. Raspa sarà una risorsa importante per il futuro, sia per la nazionale. La cosa assurda è che Raspa ha solo 22 anni e Mertens alla società non era così forte. Non giocava nemmeno. Guarda, Mertens poi a noi è arrivato già più in là con gli anni. Però quante ne aveva? 24 Mertens quando arrivò, penso, 24-25. Però c'aveva sempre questo fatto che doveva partire dalla panchina, che era il vice di Insigne, che doveva essere lo spaccapartite. E sarebbe sbagliato poi dare anche a Raspadori questa etichetta. Al momento, tra gli 11 ideali, gli 11 di Spalletti, Raspadori non c'è ancora, perché Kvara già, bisogna dirlo. Però subito dopo, hai capito? Sta subito lì come 13esimo, addirittura è talmente importante che potrebbe essere già il 13esimo già tra i centrocampisti. Non solo quando vuoi cambiare modulo, anche se vuoi rimanere con il 4-3 con un Raspadori in zona Zielinski. È importante. È veramente importante. Raffaele, buonasera. Non ci dimentichiamo che la pausa non è arrivata solo per noi, siamo fiduciosi. Noi come non mai siamo completi su quasi tutti i fronti, e ci rinforzeremo ancora. La Juve, il Milan e l'Inter hanno problemi. C'è gente che diceva che De Catalare era meglio di Raspadori. Su questo veramente chi l'ha detto veggenza e preveggenza, perché De Catalare veramente bisogna trovare, lui dovrà trovare forma e mentalità, perché finora non ha fatto vedere veramente nulla. Road to 15.000 amici bellini come augurio di buon Natale, lo dice Polli, non lo dico io, e Polli con Maradona tra l'altro lo dico, a me piace la ricerca tattica di Spalletti, che prova tutti i giocatori di cui dispone per cambiare variante durante il match, e se non lo fa adesso quando lo deve fare?
Spero che i calciatori non si sentano troppo carichi di responsabilità per la partita con l'Inter, perché credo se ne stia parlando troppo da mettere ansia. Poli, non lo so, un po' di pressione. Allora, abbiamo sentito le parole di Raspadori che dice ci crediamo, l'obiettivo sta lì, però senza stress. Se è vero questo, è chiaro, come la sentiamo noi la partita, così la sentirà il Napoli. Però diciamoci anche la verità, la deve sentire anche l'Inter la partita e la pressione. Perché se noi possiamo anche permetterci, ve l'ho fatto vedere con la classifica, e con la classifica che vi ho fatto vedere che il Napoli può anche permettersi un passo falso 2, l'Inter che è a meno 11, se vuole rientrare nella zona importante per lottare, perché loro devono lottare per lo scudetto, la pressione forte la devono sentire loro, perché loro sono in casa, loro devono per forza vincere, e se pareggiano restano a meno 11 dalla vetta, non può andare bene, quindi la pressione vera la deve sentire l'Inter. Io la prendo e la do all'Inter, e l'Inter con tutti quei giocatori, con il monte degli stipendi, con tutta l'esperienza di tutte le esperienze della squadra vincente, eccetera eccetera, loro devono sentirlo. Il Milan deve sentirlo perché sono campioni d'Italia, e la Juventus deve sentirlo perché sono inguaiati di debiti. Noi piano piano, noi abbiamo ricostruito, noi abbiamo venduto tutti i nostri giocatori, noi con tutta calma. Giovanna, benvenuta. Giovanna, benvenuti, iscrivetevi al canale, no, perché fa bene. Benvenuto, c'è il canale Telegram in descrizione. Noi non dobbiamo sentire nessuna pressione, questi ragazzi si devono divertire con questa gioia, questo entusiasmo e questa leggerezza, devono giocare a pallone, devono fare mirabilie come hanno fatto in campionato finora e in Europa, senza pressione, senza sentire questa cosa addosso. La pressione la devono sentire gli altri perché devono inseguire, e se loro pareggiano noi rimaniamo avanti, e se noi pure perdiamo una partita, ma per esempio gli altri pareggiano, è recuperato solo un punticino, ci vogliono troppe partite per recuperare, quindi loro devono vincerle tutte quante. Noi possiamo anche, nel caso in cui calma, ma veramente calma. Allora, speriamo però che il vantaggio della poca pressione non porti a rilassarsi. Sicuramente non deve portare a rilassarsi. Stessa mentalità. Spero che i Raspadori, Simeone e Ndombele siano sempre più utilizzati in campionato. E benvenuta a Giovanna, ci vediamo su Telegram. Ragazzi, io penso che vi bacio, perché siete carini, siete bellini, mi fate compagnia, siete maturi, un giovane maturo della territoriale, siete come Raspadori, siete i miei Raspadori, siete giovani, ma siete pronti, ecco, siete pronti come la mentalità giusta per tifare Napoli, perché siamo quella squadra che si esalta, poi dopo si deprime, ci esaltiamo subito troppo e poi ci deprimiamo troppo. Invece serve equilibrio, serve stare sopra a tutte le schifezze che vediamo nel calcio, e ne vediamo sempre di più, ne vediamo tantissime, le analizzeremo le schifezze, non vi preoccupate, perché noi diciamo sempre tutto e parliamo sempre di tutto. A quanti like siamo arrivati per Sfizio? Fammi vedere un attimo. Ci sono rimasto un po' male, però il compleanno di Napoli, hai capito? La partita, esatto, fa male, Raffaele, è così, il problema è questo. Però siamo pronti per ricominciare, e non fare i drammoni, perché poi i ragazzi leggono. Sappiatelo bene, vedete, avete letto di Osimhen che dice io i social non metto la bambina perché poi se... Calma. 167, arriviamo a 170 e me ne vado. Maturotto, e questo è chi si ferma è perduto. Un po' Maturotto, un Romeo della territoriale, ma valido, è lui. Raffaele, io spero tanto di no. Questa paura, questa preoccupazione, c'è un amico di queste live che ce le ha detto un paio di anni fa. Spero di no. Avrebbe senso sia per Giuntoli, perché Giuntoli è uno affamato che vuole vincere e gli danno un budget infinito, e sai che può fare Giuntoli con un budget infinito? No. Però dipende da come sta la Juve, perché una Juve che si scrolla tutti i problemi e vuole ricominciare è un conto, una Juve che invece viene attaccata dalla giustizia ne è un altro. Bisogna vedere.
il Napoli, più che Beresischi, mi dovrebbe portare sul piatto il rinnovo a vita per Giuntoli. È difficile, godiamoci quello che ci sta dando Giuntoli in questi anni, e ci ha dato già una bella sferzata di ringiovanimento generale che ti può rimanere buono per ancora tanti anni. Quindi con il Lime. il Lime. Esatto, è proprio così. Le fanatiche? Totò Peppino e le fanatiche. Perché non sei iscritto, che sono l'ultimo iscritto? Sei iscritto? Amico mio, è perché forse Giovanna è uscita, che poi sei iscritta adesso. Tu forse ti sei iscritto pochi secondi fa. Alle volte funziona, alle volte no. Provaci, riprovaci. Vi voglio bene. Ci sentiamo. Se la Juve va in UEFA, lo so. Ci aggiorniamo prestissimo. A 180 siamo arrivati. Grazie Polli, grazie Rita, grazie GioTV, grazie a tutti gli amici. Gli auguri a Marietto delle Vedove li avete già fatti in un altro video. Non vi preoccupate, voi avete aiutato me a non essere troppo 5 minuti di collera. Dispiace, perché dispiace, però non ci dobbiamo far prendere dai turchi, anche perché, ed è facile la riflessione finale, questa qua: il Napoli che comincia le amichevoli non benissimo, e poi dopo molto meglio quando in campionato le partite che contano. Nel momento in cui il Napoli si comporta così nelle amichevoli, che non contano, però contano per mettere i minuti nelle gambe, è un conto. Se poi contano, i conti non tornano, i torni non contano, e di conseguenza